Un ragazzo di 17 anni, residente nel Veronese, si trova in carcere, ritenuto responsabile di alcune rapine commesse armato di un coltello a serramanico. Le indagini sono state portate avanti dalla squadra mobile di Padova, sotto la direzione della Procura per i minorenni di Venezia. Il giovane era già stato trasferito lo scorso gennaio in una comunità per 3 ulteriori episodi di rapina aggravata dall'uso dell'arma. Stavolta è stato individuato dagli agenti per una quarta rapina alla vigilia di Natale a Padova. Nell'occasione, in compagnia di altri 2 ragazzi, aveva avvicinato e circondato nel piazzale di fronte alla stazione un 19enne, puntandogli un coltello alla pancia, e gli aveva prima frugato nelle tasche e poi sottratto il portafogli con una somma di poco inferiore ai 100 euro. Gli agenti, grazie alla descrizione fatta dalla vittima e ad alcune immagini registrate da impianti privati e pubblici della zona, sono risaliti al 17enne che dopo la rapina agiva sempre nello stesso modo, fuggendo con il primo treno in transito. E visto che usava l'arma senza un minimo di attenzione anche in luoghi affollati, stavolta i magistrati hanno deciso che per lui si dovevano aprire le porte di un carcere per minorenni.